Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Di questo tempo che ci aspetta. Adesso lo presentiamo e ci stiamo insieme con Vittorio Savoia. Il tempo che finisca lì la trasmissione, però lo riporteremo, lo riporteremo nuovamente in trasmissione nelle prossime settimane. Allora, il secondo ospite è un professionista nel settore immobiliare con oltre 35 anni di esperienza nelle vendite di immobili di alto pregio. Nato e cresciuto a Torino, oggi risiede a Roma. Ma partiamo subito con la prima domanda per presentarlo e per accoglierlo. Vittorio Savoia è qui in rete con noi? Eccolo qui, buongiorno. Ci scusi per il ritardo, come le ho detto, ma abbiamo avuto l'ospite precedente che ci ha portato via tanto tempo, ma le garantisco che poi faremo un approfondimento prima del fine ciclo della trasmissione prima dell'estate. Avremo modo di risentirci. La ringrazio, Vittorio. Se potesse, intanto le do il benvenuto a Rete 2000, le chiederei di alzare al massimo il volume del suo apparecchio e di non usare viva voce, così otteniamo il massimo della sua voce. Grazie, molto gentile. E noi torniamo invece alla voce di Gianfranco. Torniamo subito, acceleriamo e partiamo dalla prima e la più classica delle domande. Si presenti ai nostri radioascoltatori chi è Vittorio Savoia. Grazie, avete detto bene voi, sono agente immobiliare specializzato nella vendita degli immobili di prestigio. Questo significa avere delle definizioni specifiche, perché vendere questi immobili implica poter avere delle competenze specialistiche sul tema, perché questi immobili non si vendono col sistema tradizionale, ma con un sistema molto più specifico e particolare. Ho la fortuna di farlo da parecchio tempo, quindi per questo motivo dirigo il settore del lusso della Remas, che si chiama Collection a Roma, responsabile esclusivamente del centro sul Italia. Potremmo dire che lei è un esperto del lusso? Sintetizzare così la sua vera mission? Assolutamente sì, posso, come ho detto prima, vendere il lusso implica parte dell'attività, poi gli animali completamente diversi dal sistema tradizionale. Assolutamente sì. Lei è anche titolare della rivista Crystal, che ha già accennato, essendo ideatore e responsabile. Viene stampata ovviamente da Edizioni 03, che ci ospita all'interno del suo spazio qui a Rete 2000. Ci può parlare, ce la può descrivere questa rivista? Sì, è una rivista che nasceva inizialmente come un progetto editoriale di settore, ma che poi ha migrato per un'analisi necessaria. Io sono il direttore e ho la fortuna di dirigere questo progetto che nasce con un principio scopo, cioè quello di creare un tema più allargato, come sta accadendo nel mondo del lifestyle, del lusso. Ovviamente del lusso non può prescindere dal considerare lo stile di vita delle persone che comprano questo genere, che può essere un immobile, ma può essere anche altro. Quindi questo progetto vuole essere totalitario nella concentrazione dei temi necessari al passo informativo. Signor Vittorio, allora come nasce questa rivista che lei conduce, che lei dirige? Ma nasce da un'ispirazione, quella di volersi affrancare da tutti i modelli classici del settore e di conseguenza voler dare una tematica completa, perché le riviste del settore solitamente espongono immobili di lusso e finisce sono capiti. Il magazine invece vuole essere veramente uno strumento di consultazione per le persone facoltose che si approcciano a questo mondo, quindi possono consultare immobili ma possono anche informarsi su temi che riguardano il loro stile di vita e anche le loro necessità, che non necessariamente sono sempre solo virtuali, ma riguardano anche il loro mondo. Infatti mi viene da chiedere come descriverebbe il lusso lei, come lo traduce nelle pagine della sua rivista.
descrivere il lusso non è facile, però a me piace sintetizzarlo con poche parole. La più importante è esclusività. Chi compra questi oggetti ovviamente non compra per bisogno, e di conseguenza ricerca esclusiva, unicità di prodotto. Più un prodotto è esclusivo, più è sicuro che possa essere venduto facilmente. Questo è il mondo che guida questo mondo. Ma andando più in profondità, secondo lei quanto e quale fetta del mercato oggi occupa il settore del lusso in Italia? Ma guardi, l'Italia ha una fortuna, che il brand d'Italia è un brand ancora molto forte, molto sentito e molto apprezzato a livello internazionale. Lo vediamo anche nel mondo della moda e in tanti altri settori. E quindi non ha particolarmente patito la crisi piuttosto che la guerra o la pandemia, sebbene qualche rallentamento la abbia avuta, però in genere in questo mondo non c'è un rallentamento in quel senso. Sicuramente il numero delle transazioni sono inferiori, ma il numero delle cifre sono molto alte. E nel resto d'Europa e del mondo, volendo allargare la visione anche al resto di ciò che ci circonda, il lusso come è visto, come è inquadrato? Chiedo scusa, non l'ho sentito. Dico, e volendo allargare l'analisi anche al resto d'Europa, al mondo, come viene vissuto nel mondo il lusso? Il resto del mondo è sempre stato un player importante in questo settore e per fortuna degli italiani con un occhio particolare rivolto alla conservazione. Ripeto, sempre molto apprezzata in Italia, ricercata sia per gli immobili che l'alta moda, gli oggetti in genere, automobili e quant'altro. Quindi posso dire che questo binomio riferito al rapporto tra la conservazione e il mondo internazionale rimane sempre molto forte e fluente. Sicuramente c'è da dire che ingenuamente molte persone pensano che, faccio l'esempio della guerra, abbiamo perso i russi piuttosto che in realtà il russo non è mai stato un player dominante in questo mondo, sebbene ci sia stato. Ci sono player sicuramente più importanti come gli Stati Uniti, come il mondo arabo, il mondo cinese, che sono sempre stati dei player primari nell'acquisto del lusso, specialmente nella nostra nazione. La domanda adesso la rivolgo all'esperto del settore, ma cos'è che rende poi un bene materiale lussuoso? Ripeto, come ho detto prima, l'esclusività, e questo è un tema importante, quindi la domanda che mi ha fatto è molto importante perché forse l'unica criticità che abbiamo in Italia è proprio questa, cioè a volte molte persone proprietarie di immobili importanti pensano di poter richiedere cifre astronomiche o addirittura chiedono per un oggetto importante, in verità viene trascurato il concetto di esclusività. La persona facoltosa cerca qualcosa di stupefacente ma di esclusivo, per intenderci la cattedrale del deserto non si interessa a nessuno, quindi a volte troviamo immobili bellissimi ma posizionati in location che non destano interesse, oppure sono trascurati, non vengono mantenuti nel tempo. La persona facoltosa queste cose non le capisce. Ma adesso andando anche nella normalità dei casi, o comunque le sta parlando uno che non conosce la materia, non conosce il lusso, ma so per certo che stiamo vivendo tempi di grandi disagi, di restrizioni, non parliamo poi di paure, tra guerra, pandemia che non vuole andare via, adesso mancava soltanto il vaiolo della scimmia e chissà quanto altro ancora, ma il lusso secondo lei per chi non si è mai avvicinato a questo mondo, resta una meteora o deve essere soltanto una ricerca d'élite per cui limitata e ben circoscritta solo a determinati ambienti facoltosi o comunque gente che è disposta comunque con una facoltà economica e non solo a poter investire in qualcosa che poi invece di perdere valore nel tempo ne acquisisce sempre di più, perché parliamo di arte poi alla fine. Ma guardi, devo farle una correzione, sì. Il lusso non è mai stato una meteora e mai lo sarà. Sicuramente però, come lei si traduce molto facilmente una ricerca di e rimarrà sempre questo, perché connesso al tema dell'esclusività di cui parlavo prima,
queste persone, essendo facoltose, avendo più possibilità, veramente comprano sempre, se viene diciamo, fatto salvo il bisogno, che è legato alle dicevo prima, attività, ricerca, quant'altro di simile. Okay. Quindi sì, ricerca d'élite, loro vogliono sempre cose più esclusive, però non viene rallentato soltanto da questi fattori. Ho capito. Lusso su misura, ci racconta qualcosa di più su questo concetto? Guardi, l'uso su misura che più volgarmente conosciuta come tailor made in questo settore è quello che dicevo prima, cioè Sì. più andiamo avanti e più la mente del lusso richiede esclusività. Lo potete vedere anche negli altri settori rispetto al mio, non nel mondo immobiliare, ma se guardiamo nel mondo degli orologi, degli automobili, lo stesso nella moda, no? Sì. Più alziamo l'asticella e più i player produttori vanno a fare progetti esclusivi. Non so, faccio degli esempi, immaginatevi i grandi marchi di orologi che poi fanno delle produzioni limitate. Ecco perché fanno le produzioni limitate proprio per creare il concept dell'esclusività. E quindi il facoltoso, piuttosto che il VIP, magari oltre alla reputazione guarda anche di mantenere il suo apparire, va a prendere quell'oggetto piuttosto che quell'altro, sebbene famoso e costoso, ma che altri possono comprare. Quindi se lui sa che quell'oggetto è prodotto solo in numero limitato di pezzi, lo desidera di più. Si differenzia. Certo, si differenzia e per conseguenza è più ambito e chi ce l'ha è un motivo di maggiore prestigio. Antonella? Sì, avevo una curiosità guardando la bellissima rivista, signor Vittorio, di chiederle qual è il dettaglio che voi inserite, quel dettaglio che la colpisce di più, che viene apprezzato da chi, dai suoi clienti, dai suoi contatti, nell'insieme delle dimore lussuose che voi proponete. C'è qualche dettaglio che l'ha stupita nella ricerca delle persone che usano usano il vostro servizio, insomma, che sono i vostri clienti? La rivista stessa, certo, vedendolo. Ma come ho detto all'inizio, noi cerchiamo di affrancarci dal classico sistema di rappresentazione di questi prodotti, perché poi diventa una brochure, diventa un tempo, perde il significato. È uguale a tante altre. È un momento anche culturale, che non si può informare. Quindi ci piace trovare sempre la storia dell'oggetto piuttosto che dire i tre quadri, location, eccetera, tipici elementi di tempo. Ogni immobile di prestigio ha alle sue spalle una storia che lo possa raccontare. Ecco, noi valorizziamo questo perché abbiamo capito che è più interessante per l'utente, per l'uso del suo Certo, al di là dei dettagli lussuosi che possono arricchire le dimore che vengono cercate, che da voi vengono proposte. Sì. Ma ci sono, per esempio, ho visto una cosa interessantissima nella rivista, che mi ha attratto molto la mia attenzione, ma la bottega delle maniglie, che è una cosa molto assolutamente particolare, insomma, però anche i piccoli dettagli come le maniglie vengono rappresentati in un negozio. Lei pensi che quel player produce delle maniglie molto costose che ovviamente vengono scelte per completare l'arredo di case di un certo tipo. Assolutamente. Quando si dice i dettagli poi fanno mi la aveva differenza. stupito, però certamente insomma, la storia darà in assoluto un valore maggiore per appagare chi cerca delle dimore di questo tipo, ma non dimenticano le maniglie. Certo. Ma oltre al lusso, quali sono le passioni di Vittorio Savoia? Possiamo elencarne qualcuna? Guardi, io vivendo questo mondo costantemente tutti i giorni, quando riesco a staccarmi da esso, perché sono libero, la vita privata, vivo cose molto semplici, proprio perché sono abituato tutti i giorni a non dover stare sempre attento a questi dettagli, quindi mi piace la semplicità, la natura e i rapporti autentici, cose che sono difficili da trovare in questo mondo, perché è un mondo fatto di apparire, no? Di apparenza. I rapporti autentici altro che lusso, è un lusso trovarli
e deve essere un grande patrimonio da difendere. Ovviamente siamo all'interno di uno spazio che ci regala Edizioni 03 e lei con Edizioni 03 è legato da questo filo doppio sia della passione ma soprattutto della rivista. La sua esperienza con Edizioni 03, un commento, un giudizio? C'è ancora? Le dicevo, adesso non ricordo più neanche tutto quello che ho detto, però le impressioni. Sì, l'impressione, soprattutto un commento, un giudizio sulla sua esperienza con Edizioni 03 che per l'appunto redige la rivista di cui stiamo parlando. Un'esperienza assolutamente positiva, ho riscontrato tanta serietà, tanta professionalità, anche tanta competenza e puntualità. Quindi continueremo a collaborare perché siamo assolutamente soddisfatti della loro collaborazione, anzi sono sicuro che questo connubio è e sarà foriero di ulteriori successi. Stiamo già progettando il posizionamento online del prodotto. Pensate solo che il successo che ha avuto il primo numero ci ha subito portato a raddoppiare il prossimo numero, il numero di pagine in un periodo mese. Per cui è già, la conferma è già nel gradimento. Dobbiamo salutarci perché il tempo, ahimè, è finito, ma le ripeto, ci saranno altre occasioni per invitarla, però io voglio farlo lasciandole lo spazio per invitare i radioascoltatori ad avvicinarsi a questo mercato che secondo me non vuol dire puoi avvicinarti solo se hai tanti soldi, ma anche approfondimento e curiosità per scoprire arti e manufatti che secondo me hanno grande prestigio sia storico ma anche etico, sociale, insomma c'è tanto dietro, anche come ha detto Antonella, dietro una maniglia di lusso c'è tutta una storia, c'è tutto un significato. Ma guardi, questo è sicuramente un mondo molto affascinante, nonostante quante sono le opportunità che si presentano. Quindi attira, cattura sicuramente, non solo per l'aspetto economico, ovviamente lavorando in questo settore si guadagna anche bene, però si ha anche l'opportunità di conoscere realtà, oggetti, persone che non è facile conoscere, già solo questo. Io capisco che generi attrazione e fascino, però riconoscere la medaglia è che chi si vuole avvicinare a questo settore, ovviamente cattura e attira, non può prescindere da un concetto importante. Le grandi imprese hanno bisogno di grande sacrificio, chi vuole lavorare in questo settore o anche solo avvicinarsi per poter condividere l'esperienza del settore, deve mettere in conto grande impegno per risultare grandi risorse. Immagino. Io, Vittorio Savoia, la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, della possibilità di parlare del lusso e di quanto è importante che anche questo settore non è soltanto un acquistare qualcosa che altri non possono, come ha detto lei, no? Prendere qualcosa in custodia e dargli ancora più valore perché è qualcosa di assolutamente eccezionale. Antonella? Sono ben felice di ringraziarla anch'io perché è stata una piacevole scoperta questa mattina in tutti i sensi e vedere la sua rivista con le proposte che fate solleva anche il cuore, no? Facciamo che queste vostre proposte, pur se dedicate ad una clientela particolare, allargano il cuore. Il bello credo aiuti a vivere meglio chiunque, anche chi si ispira e non ci arriva ad avere queste dimore o questi dettagli a casa sua, però insomma ispirarsi è già un aprire il cuore, la mente e la speranza al bello, e ce l'auguriamo tutti. Grazie per il suo lavoro, per la sua rivista. Partiamo dalla maniglia. Perché no? Partiamo dalla maniglia e andiamo oltre con le ambizioni che lei ci suggerisce con la rivista che propone con Edizioni 03. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata, buon ringraziamo allora Edizioni 03, a Rete 2000 che ci permette di essere radiati ovunque grazie all'interazione che ci consente. Antonella, ci salutiamo Maggio, ci vedremo tra 15 giorni con 2 altri ospiti e leggete perché si passa quindi dalla storia del calcio al lusso, ne abbiamo ospitati davvero tanti e continueremo a farlo e vediamo che ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo da approfondire e conoscere.
Certo, ti ringrazio Gianfranco di aver accompagnato la descrizione, la storia con questi due autori particolarmente per l'umanità che hanno rappresentato questa mattina, sia il signor Mattè, che è stato veramente emozionante conoscere, sia che il signor Vittorio, che ci ha rappresentato un'altra parte di quanto è bello leggere, sfogliare, vedere e cercare di ispirarsi al bello. Siamo veramente felici di avere questa rubrica con Edizione 03, perché ci apre sempre nuove finestre sulle cose belle, sulle cose buone, sulle buone vibrazioni che cerchiamo di emanare, e ne abbiamo bisogno di emanarne sempre di più. Rivediamoci fra 15 giorni assolutamente, vi aspettiamo con Edizione 03, con Gianfranco Iovino e con tutta approfondiamo assolutamente la conoscenza sulle maniglie. No, sulle maniglie ci andiamo a fondo sicuramente, vedrai che... Grazie a tutti. Grazie. Avete ascoltato Autori e Letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.